dedicato alla figura del teatro Umberto Fracchia di Comunque cosa prima devo dire? Poi non prendo. Con modalità particolari alla luce delle norme della pandemia in corso, e ad aprire questo speciale incontro è stata la proiezione di realizzata da Gregory Ezechieli. Un convegno, vi ricordo, che si svolge nel rispetto delle disposizioni governative in tema di prevenzione del contagio, per cui solo pochi di noi saranno in presenza, ma tutti potranno assistere grazie alla collaborazione di Teleradio Pace, che trasmette l'evento in diretta, e tutti sono collegati attraverso la videoconferenza in piattaforma Zoom e in diretta streaming sui canali social dedicati anche da parte dell'amministrazione comunale di Casazza Ligure. Vi propone la fase diretta sulla pagina Facebook e anche sul proprio canale YouTube. Un incontro importante per mettere in luce e in risalto di cosa è stato fatto fin qui, ma soprattutto quali sono anche i progetti e le iniziative in corso da parte dell'amministrazione, e non soltanto, tanti soggetti e enti coinvolti in questa speciale iniziativa. Io direi che come sempre sono opportuni i saluti introduttivi, ci troviamo a Milano Sostanze, ma riusciamo a collegarci con l'amministrazione comunale proprio nella sede municipale di Casazza Ligure, e per cui vorrei che anche il sindaco Giovanni Stagnano intervenisse per un saluto. Vediamo se riusciamo a far intervenire il sindaco Giovanni Stagnano. Mi sente? Sì, adesso sento benissimo, vi ringrazio. Niente, saluto tutti gli ospiti, saluto Elisa Fogli e la ringrazio per questo tipo di intervento che fa come moderatrice di questo dibattito, che per la comunità di Casazza è molto importante, perché da oggi finalmente, dopo tanti anni, valorizziamo la figura di... Non siamo certo stati i primi a farlo, ma siamo... Mi sentite? Sì, adesso sento benissimo, vi ringrazio. Volevo dire che niente, vogliamo valorizzare la figura, saluto che c'è un po' di problemi di audio per questo tipo di conferenza che fa come moderatrice di questo dibattito. L'amministrazione comunale che io rappresento da oggi, dicevo, vuole valorizzare tanti anni. Valorizziamo la figura che negli anni comunque non siamo stata inizialmente portata avanti anche dalle precedenti amministrazioni, ma noi lo vogliamo fare in maniera forte, perché riteniamo che Umberto Fracchia sia un valore aggiunto per il nostro comune, e con Umberto Fracchia vogliamo valorizzare la cultura e il territorio di Casazza. Ricordo che Umberto Fracchia ha vissuto buona parte della sua vita e comunque ha un legame forte con la frazione di Bargone. Quindi voglio dire, Bargone, oltre ad essere una terra di poeti e scrittori, è anche una terra di santi, cioè il Santo Roscelli, quindi noi andiamo a inserirci proprio in un territorio che ha visto delle particolari figure che ci caratterizzano, e quindi vogliamo veramente andare avanti per valorizzarle. Volevo anche fare un passaggio, quindi qui ci sono la dottoressa Desiderato, che è la nostra segretaria comunale, che tanto ha lavorato per la valorizzazione di questa figura. Io voglio ringraziare personalmente e voglio anche dirgli che tutto quello che sta facendo veramente è importante per il nostro territorio. Voglio ringraziare tutta la mia giunta che è qui presente. Ho dall'inizio il vice sindaco Maurizio Miglietta che abita a Bargone, quindi sa benissimo quanto sia importante per noi Bargone, che è una delle frazioni più popolose e più storiche del nostro comune. Ho qui la mia assessore Mirella Biasotti, che tra poco parlerà e farà un saluto anche a tutti i ragazzi, che poi il futuro del nostro comune sono loro, che hanno fatto delle bellissime rappresentazioni, delle bellissime storie sulla figura di Umberto Fracchia, e quindi li vogliamo veramente valorizzare e dargli anche, tra virgolette, un premio, se possiamo così chiamarlo, per tutto il lavoro che hanno fatto, e quindi già da ora li ringrazio uno per uno, e poi i nomi li dirà Mirella. E poi voglio ringraziare, c'è qui il consigliere regionale Muzio, che oltre ad essere consigliere regionale, quindi portare anche
l'impegno concreto della Regione, perché oltre ad essere un impegno di valorizzazione c'è un impegno concreto anche di risorse che la Regione ha messo per valorizzare proprio la cultura nel nostro comune. Ringrazio Davide Paganini, perché grazie a lui siamo riusciti anche a ottenere la presenza di, poi lo dirà meglio lui, di dei personaggi che potranno veramente, attraverso anche la loro, voglio dire, importanza, il loro, voglio dire, notorietà, portare alla ribalta non solo la figura di Fracchia ma anche la stessa nostra casata. Quindi il mio è un saluto esteso a tutti, ai relatori, vedo che sono sicuramente di un livello e io li ascolterò molto volentieri, per veramente ribadire e portare avanti la figura di Fracchia. Come amministrazione comunale abbiamo voluto investire tanto, perché a Barbone c'è la casa Fracchia, l'Ascito Fracchia, che vedrà proprio a brevissimo un investimento per la realizzazione della manutenzione. Abbiamo ottenuto un finanziamento regionale e abbiamo messo soldi nostri, e anche il mausoleo, che è un altro lascito che Fracchia ha fatto e che vogliamo assolutamente valorizzare. Inoltre ricordo che presso la biblioteca dove siete voi, presso Villa Sottani, c'è l'ascito Fracchia, proprio tutti i libri, tutto quello che è la storia proprio anche a livello culturale, proprio gli scritti di Fracchia sono custoditi lì. Addirittura è talmente importante che è vincolata dall'Università di Genova, e noi abbiamo proprio la volontà di valorizzarla in maniera piena. Quindi io vi ringrazio e vi ascolterò con molto piacere, e l'amministrazione nel futuro sarà sempre più presente proprio per valorizzare la cultura. Grazie. Grazie Sindaco. Adesso vorrei collegarmi, se riusciamo, con il consigliere regionale Claudio Muzio, che ahimè oggi una giornata pessima sulle nostre autostrade, si è fermato perché non è riuscito ad arrivare in tempo qui a Casarza. Muzio, mi sente? Ecco, vediamo se riusciamo... Sì, Eccoci. io sento, mi sentite? Sì. Sentite? Prego. Sì, prego. Mi scuso perché non posso essere presente, sono bloccato in autostrada in una coda chilometrica, ma ci tenevo molto a portare il saluto della Regione e mio personale. Mio personale perché comunque anche la mia storia personale in qualche misura si è occupata della figura di Umberto Fracchia, e se ne è occupata allorquando nel 2007 divenni consigliere provinciale, e sensibilizzato su questo tema da Pier Giorgio Melantone, compianto mio assessore quando divenni sindaco. Ebbene, portai in provincia il tema della fatiscenza del mausoleo che ospita le spoglie di Umberto Fracchia, suscitando peraltro anche nei commissari provinciali un certo momento di imbarazzo di fronte alle fotografie che ritraevano un vero e proprio scempio. Melantone mi sensibilizzò, e quando diventai sindaco tentammo di intervenire su quella situazione a cui facevo riferimento con grandi difficoltà, appartenendo il museo al patrimonio del demanio statale. Addirittura scoprì che quel mausoleo, opera di Enrico del Debbio, un famosissimo architetto dell'epoca, era censita a catasto come un manufatto dell'Enel. Quindi questo la dice lunga sul modo con cui il patrimonio di cui siamo portatori e che dovremmo valorizzare è spesso trascurato. Voglio ringraziare le amministrazioni comunali che mi hanno preceduto e che si sono occupate di Umberto Fracchia, in particolare il professor Oliviero Pezzi, che si fece carico di tutto il lavoro che portò poi alla realizzazione, assieme all'amministrazione comunale della quale faceva parte, al lavoro appunto che portò poi alla realizzazione della biblioteca Fracchia, che ha sede appunto presso l'auditorium e la struttura di Villa Sotanis. Quindi faccio i complimenti davvero alla dottoressa del Desiderato e la ringrazio personalmente per tutto l'impegno che ha profuso per cercare di valorizzare questa figura, che credo sia anche un elemento identitario per il nostro comune, e che, ribadisco, noi abbiamo adesso il dovere, oltre che il piacere, di continuare in questo percorso, e faremo tutto il possibile. Io, parlando come consigliere regionale, posso dire che Regione ha dato un contributo
affinché questo percorso potesse essere più facilitato. Andiamo avanti, lo faremo anche nel futuro e buon lavoro a tutti e grazie. Grazie, andiamo avanti e entriamo sempre più nel vivo di quello che vuole essere questo incontro insieme all'assessore alla cultura di Casarza Ligure, Mirella Biasotti, che ci parlerà concretamente di questo lavoro e dei ragazzi coinvolti. Ecco, vediamo di passare la palla all'assessore Biasotti, che ci assiste, anche lei collegata dal comune. Deve attivare l'audio, assessore. Deve attivare l'audio, assessore. Vediamo se riusciamo a collegarci per questa conferenza che, lo ribadiamo, è complessa, ma ce la facciamo. Assessore, ora ci sente? Mi sentite? Sì. Buonasera a tutti, mi unisco ai saluti e ai ringraziamenti soprattutto del sindaco e del consigliere Claudio Muzio, soprattutto per la presenza della dottoressa Paola Salmoiraghi e del professor Francesco De Nicola, che ringrazio di cuore per la loro presenza. Ma soprattutto i miei ringraziamenti vanno alla dottoressa Sabina Desiderato, che tanto si è dedicata, come hanno detto i miei precedenti colleghi, il mio sindaco, alla valorizzazione della figura di Umberto Fracchia. Proprio in merito a questa abbiamo deciso per il secondo anno di dedicare le borse di studio che noi consegniamo ai nostri ragazzi uscenti dall'istituto comprensivo scuola secondaria alla figura di Umberto Fracchia. Nell'anno scolastico 2019-2020 sono usciti ben 11 ragazzi con le votazioni di 10 o 10 lode e adesso chiamerò singolarmente ogni ragazzo che spero sia collegato e vi faremo una consegna virtuale dell'attestato che poi vi verrà consegnato via posta. Comincio col primo ragazzo, Federico Basso. Ci sei? Federico? Sì, ci sono un po' di problemi. Ciao Federico, volevo farti i complimenti per il lavoro svolto durante gli anni scolastici nel nostro istituto. Ti auguro di continuare di questo passo e adesso ti consegno virtualmente l'attestato che poi ti arriverà via posta. Grazie. Complimenti ancora. Benissimo, la prossima ragazza è Anita Teodora Bottari. Ci sei? Buongiorno. Buongiorno, ciao. I miei complimenti anche a te per il lavoro svolto e gli auguri per un futuro così proficuo. Questo è il tuo attestato. Grazie. E ti verrà consegnato poi via posta. Grazie. I nostri migliori auguri dell'amministrazione. Ciao. Ok. Anna Cardelli. Ci sei, Anna? Buongiorno, eccomi. Ciao, ciao. Complimenti ancora a te. Grazie. Per tutto il tuo lavoro svolto e questa è la consegna dell'attestato, consegna virtuale, ti arriverà via posta. Grazie. Okay? Ancora complimenti e buon proseguimento. Anna. Grazie. Ciao. Benedetta Carotti. Benedetta. Buongiorno. Ciao Benedetta, ciao. Buongiorno. A te porgo i miei complimenti. Grazie. E auguro un proficuo lavoro anche negli anni che proseguono. Questo è il tuo attestato, poi ti arriverà via posta. D'accordo? Grazie. Ciao, grazie a te Benedetta, ciao. Alice Maria Chiappe. Ci sei Alice? Alice non pervenuta. Niente, allora questo è l'attestato che andrà consegnato ad Alice, proseguiamo con l'elenco, magari poi nel frattempo si unisce anche lei. Giacomo Gianelli, ci sei Giacomo? Sì, ci sono, buonasera. Ciao Giacomo, ciao, complimenti, quest'anno la consegna è un po' così particolare, virtuale, ma poi ti arriverà per posta. Complimenti ancora e buon proseguimento soprattutto. Grazie mille. Ciao caro, ciao. Sebastiano Lanata, ci sei Sebastiano? Sì, buongiorno. Ciao Sebastiano, ciao, che bel sorriso.
Bene, complimenti e buon proseguimento per tutto, d'accordo? Grazie. Ecco, Grazie, ciao. grazie. Ciao, grazie, ciao. Agnese Sibori. Ciao Agnese, ciao. Questo è il tuo attestato per la borsa di studio che hai conseguito per il lavoro svolto durante l'anno scolastico 2019-2020. Lo ripetiamo Grazie. un po', così diamo ancora un po' più di valorizzazione al vostro lavoro svolto. Ok? Grazie. Grazie a te, ciao, ciao, ciao. Ginevra Rebecca Venezia. Eccomi. Ginevra, ciao Ginevra, ecco qua il tuo attestato della borsa di studio che poi riceverai via posta. Scusatemi, mi complimento ancora per il buon lavoro che hai svolto, ottimo lavoro che hai svolto, e ti auguro tutto ogni bene per il prossimo anno. Grazie. Anna Maria Zampogna. Buongiorno. Ciao. Ecco qua il tuo attestato. Grazie. Di studio per l'anno scolastico, per la conclusione dell'anno scolastico 2019-2020. I miei complimenti e forza avanti così. Grazie ancora. Ciao, grazie a te. Ultimo, Anna Giolezzi. Anna, ci sei? Sì, buonasera. Ciao, buonasera. Ecco qua il tuo attestato della borsa di studio per l'anno scolastico 2019-2020. Ecco qua. La ringrazio. Grazie a te e colgo l'occasione per augurarti ogni bene per il futuro. Grazie. Abbiamo finito l'elenco degli 11 ragazzi e adesso io concludo lasciando la parola al prossimo intervento. Grazie mille a tutti e Grazie Assessore. Grazie Assessore, anche noi ci uniamo ai complimenti a questi ragazzi delle scuole e andiamo avanti. A proposito di scuola, vediamo se riusciamo a collegarci con la dirigente scolastica del liceo Marconi del Pino di Chiavari, la dottoressa Paola Salmoiraghi. Eccomi, buonasera a tutti, buonasera ragazzi. Io ringrazio il sindaco e tutto il comune di Casarza per l'invito e per le collaborazioni che ha saputo mettere in atto con il nostro liceo. Il liceo Marconi del Pino è uno dei più grandi e dei più prestigiosi della regione Liguria. Dicono che chi si loda si imbroda, però in questo caso ci tengo a non eccedere nella modestia, perché in questo modo voglio dare risalto allo straordinario lavoro dei docenti e dei ragazzi, e molti sono qui con me, li ascolterete dopo, durante il convegno. Io un grazie speciale lo dedico, insieme ad altre persone che mi hanno preceduto, alla dottoressa Desiderato, perché dimostra davvero amore per il nostro territorio e dimostra anche quella particolare tenacia che ormai caratterizza soltanto le persone che hanno davvero a cuore la cultura, che non usano la cultura ma fanno sì che la cultura sia un collante per la società e un punto di riferimento. Quindi grazie a lei e a tutta l'amministrazione. Il Comune con questo convegno, con la pubblicazione, con la convenzione che ha stilato con il nostro istituto, offre un giusto riconoscimento a Umberto Fracchia, di cui ci parlerà Francesco De Nicola, che per me è stato professore, maestro, con la M maiuscola, e lo dico con tanto orgoglio, anche amico. Quindi lo ascolterò volentieri, purtroppo per poco tempo, perché, e me ne scuso con tutti, devo poi andare a presentare un'attività di formazione all'interno del liceo Marconi del Pino, una formazione per i genitori, perché in questo periodo ci rendiamo conto che il dialogo con le famiglie, con gli studenti, necessita di particolare cura e attenzione. Il professor Francesco De Nicola è da sempre attento ai giovani. Io ricordo il grande entusiasmo che sapeva trasmettere in noi, e poi l'abbiamo trasmesso anche perché alcuni di noi sono diventati docenti e dirigenti alle nostre scuole, quindi un effetto domino meraviglioso. E la sua attenzione ai giovani è un'attenzione che vorrei che tenessimo tutti in conto. Io credo sia sempre più urgente garantire ai giovani un futuro dotato di senso, aiutarli a capire e riscoprire chi ci ha preceduto e ha lasciato orme importanti, indelebili nel sapere. Io sono una donna di scuola, mi sono innamorata della scuola tantissimi anni fa
e non sono mai riuscita a scappare perché la scuola è come la sirena per Ulisse, è un grande mondo che però ha bisogno di tutti. Io lo dico sempre e mi dispiace perché se qualcuno mi ha già sentita dirà che sono noiosa e ha perfettamente ragione. La scuola ha bisogno di tutti, tutti hanno bisogno della scuola, ma la scuola ha bisogno di tutti e la scuola non può essere lasciata sola. Esattamente come per Dante in questi giorni, anche della scuola parlano in tanti e alcuni parlano senza avere contezza di che cosa sia la scuola davvero, magari perché l'hanno frequentata tanti anni prima o perché della scuola credono tutti di saperlo, come della nazionale di calcio, quando guardiamo le partite seduti sul divano senza saper neanche tirare un calcio al pallone. Allora la scuola non può essere lasciata sola e quindi ben vengano iniziative come queste che guardano alla scuola attraverso iniziative concrete. Io vi ringrazio tanto, auguro a tutti voi buon Natale, buon convegno e a presto. Grazie per l'invito a nome del Liceo Marconi del Pino. Grazie professoressa e allora Grazie professoressa di dare la parola al professor Francesco De Nicola, docente di letteratura italiana e contemporanea all'Università di Genova, si trova qui con noi e le passo il microfono così sempre con le debite distanze riusciamo a svolgere questo incontro. Bene, grazie a tutti. Naturalmente l'iniziativa del Comune è completamente condivisa da me perché credo che Fracchia non sia un personaggio da ricordare e celebrare perché ha avuto dei legami stretti con questo territorio, ma perché è stato un personaggio protagonista della nostra cultura nei primi 30 anni del Novecento. Protagonista cosa vuol dire? Vuol dire tante cose, vuol dire che ci ha lasciato degli scritti, ci ha lasciato delle iniziative editoriali, ma soprattutto ci ha lasciato un esempio di passione. Ecco, io vorrei collegarmi però in questo inizio di chiacchierata proprio con quello che ha detto la preside, troppo gentile con me, Salmo Iraghi. E so che adesso non ci sono più i presidi, ci sono i dirigenti, ma io, essendo datato, li chiamo ancora presidi. Vorrei parlare un po' della scuola. Allora, Fracchia nasce nel 1889. Nasce un anno dopo Ungaretti, nasce un anno dopo Sbarbaro, nasce anche lui negli anni 80 come Saba, come Gozzano. Che cosa vuol dire il discorso che sto avviando? Vuol dire che in questi anni 80 la scuola cominciava a creare degli scrittori. La scuola che era stata fortunatamente uno dei primi obiettivi di quello che l'Italia Unita si era proposta di fare, e cioè di dare quella cultura che allora apparteneva solo a un quarto degli italiani. Il 25% nel 1861 sapeva leggere e scrivere, ne rimanevano il 75% di analfabeti. Ecco, in questa vicenda fu molto importante che il primo ministro della pubblica istruzione fosse Francesco De Santis, che normalmente si ricorda per essere autore di una storia letteraria. È stato anche un ministro molto importante, molto lungimirante. Lui era irpino e aveva studiato con sacrificio non trascurabile a Napoli. Si deve a lui il principio del diritto allo studio. Quando si parla oggi con fatica, e direi, se posso permettermi, con non troppa attenzione, del diritto che gli studenti, come si dice, meritevoli e bisognosi, questo è quanto si legge nell'articolo 33 della Costituzione, hanno diritto a studiare, ebbene si deve a Francesco De Santis. I risultati quali sono stati? Negli anni 80 nascono quelli che saranno i primi grandi, importanti scrittori, tra questi anche Fracchia. Questa è una riflessione sulla scuola. E poi Fracchia cosa fa? Questo è già un dato biografico, non mi fermo adesso in questa breve chiacchierata proprio ad alcuni dati biografici. Nasce a Lucca, si trasferisce ad Alessandria, quindi sono due città di provincia, due città di modeste dimensioni. A 5 anni muore il padre e
Umberto si trasferisce con la madre a Roma e a Roma vivrà a lungo negli anni della scuola, del liceo, dell'università, si iscrive a giurisprudenza. Questo non ci deve molto sorprendere perché i letterati di allora si iscrivevano quasi tutti a giurisprudenza. Faccio un esempio vicino. Marinetti viene a Genova per studiare giurisprudenza. Perché? Perché la giurisprudenza richiedeva una conoscenza approfondita del latino e conoscere il latino, credo che la preside condividerà, significa conoscere bene l'italiano e non è un fatto secondario per chi scrive conoscere bene l'italiano. Quindi far conoscere Fracchia nelle scuole oggi significa anche dargli un buon insegnamento di come si scrive in italiano, questa lingua che ovviamente da allora si è impoverita, nel bene e nel male. Impoverendosi ha sostituito i dialetti e questo è stato un fatto di unità nazionale, però naturalmente ha perso tutte quelle sfumature, ha perso tutte quelle particolari derivazioni dal latino che in effetti avevano reso l'italiano una lingua molto ricca. Quindi ecco una ragione perché agli studenti è opportuno far leggere Fracchia. Certo, non è l'italiano che parliamo oggi e che leggiamo oggi, ma è un buon italiano. Però vorrei tornare al discorso di prima delle città. Vive a Roma, ma appena finisce l'anno scolastico viene a Bargone. A Bargone perché c'è la casa della nonna, una Laberio, e credo sia un cognome diffuso da queste parti, la madre era una Scerni, quindi un altro cognome apertamente ligure, e quindi vive queste due dimensioni, la città e il paese di campagna. Ecco, che cos'è la città? Cosa sta diventando Roma? Quando nasce l'Italia Unita, scusate, l'Italia non ha delle città ancora. Pensate che Torino, Firenze, Genova, Milano, Roma stessa contavano circa 200.000 abitanti. Solo Napoli aveva 500.000 di abitanti. Roma, da quando diventa capitale, si ingrandisce, ma soprattutto diventa la capitale del potere. Fracchia vive in questo contesto, che è un contesto positivo, perché? Perché gli permette di conoscere direttori di giornali, di conoscere editori e quindi di ambientarsi in questo mondo dove bisogna tenere delle relazioni. Quindi le public relations non sono un'invenzione del consumismo. E dunque Fracchia vive a Roma, ma conosce anche Bargone. Ecco questi due mondi contrapposti. E allora un po' alla volta in lui prende forma questo contrasto. È meglio la vita nella metropoli o è meglio la vita nel paese? La storia lo porta ovviamente a partecipare alla Grande Guerra. Venezia, prima nomina, è un volontario, scriveva sull'idea nazionale, quindi già questo titolo vi fa capire come fosse un interventista. E poi il caso vuole che prenda contatti con la Marina Militare, che scriva addirittura anche un piccolo reportage su questa esperienza e viene di nuovo portato a Roma. Quindi questa città diventa la sua vera città. E poi cosa succede? Succede che nel dopoguerra, mentre intanto pubblica il suo primo romanzo, aveva pubblicato prima dei racconti e un testo teatrale, aveva anche fatto il traduttore dal francese, ecco quando parlavo prima della passione. Fracchia è su tutte le linee, novelle, romanzi, testi teatrali, amava tantissimo il teatro, addirittura un diario di guerra e poi tanto giornalismo. Personaggio eclettico, si fa notare, ha molti rapporti con la cultura francese e nel 21 avviene il colpo di scena. C'è un tipografo che era di Ostiglia, che è un paese tra Ferrara e Verona, che
capisce al volo che il dopoguerra è un periodo in cui molti libri si devono stampare. Questo è sempre successo dopo gli avvenimenti che hanno avuto un coinvolgimento nazionale. Anche adesso, dopo le vicende drammatiche che stiamo vivendo, c'è un incremento di lettura, ma c'è anche un incremento di pubblicazioni. Spesso gli stessi amati volti che vediamo disquisire sulle malattie in televisione poi fanno anche un libro e naturalmente, siccome sono popolari, non faccio nomi, ma insomma magari si può intuire. Ecco, però dopo la Grande Guerra ci sarà una proliferazione di libri, dopo la Seconda Guerra Mondiale anche. Ecco, questo editore vuole allargarsi. Questo editore si chiamava Arnoldo Mondadori. E a chi si rivolge per fare un salto? Si rivolge a Umberto Fracchia. Nel 21 è nominato direttore generale del settore letterario e artistico. Ecco, capite che questo è un compito straordinario che Fracchia assolve in maniera del tutto positiva. Nel giro di pochi anni Mondadori diventerà, se non il più grande, uno dei più grandi editori italiani, grazie a Fracchia. Ecco perché prima vi dicevo che Fracchia è un personaggio di levatura nazionale, ma il suo sogno era un altro, era di fondare un settimanale letterario sul modello della Nouvelle Revue Française. E nel 25 Fracchia fonda la Fiera Letteraria. Ancora adesso il nome di Fracchia si lega soprattutto, potrei dire a Paolo Villaggio, ma non lo dico, si lega soprattutto alla Fiera Letteraria, questo settimanale che ha avuto tantissima diffusione, questo settimanale che pubblicava anche in anteprima dei romanzi a puntate, e il primo fu Uno Nessuno e 100.000 di Pirandello. Quindi capite la levatura di questa iniziativa. Diventa un giornale straordinario, ha un grande successo, se ne vendono 15.000 copie, che per allora era una grande tiratura. Bene, Fracchia compie questo lavoro però con fatica, perché la redazione è a Milano, ecco l'altra grande città è a Milano, ma a Milano ci lavorano in pochi. Pensate, un settimanale deve avere di 10 pagine circa, deve avere un lavoro enorme per essere pronto in edicola ogni sabato. E Fracchia a un certo punto non ce la fa più, perché in fondo la redazione era a carattere familiare, ci lavorava la moglie, e poi certo Fracchia non si era mai schierato su posizioni favorevoli o avverse al fascismo, però era un uomo libero e quindi pubblicava anche articoli che potevano sembrare polemici. Il caso esemplare fu quello di un articolo di Gino Doria che irrideva un po' l'ostracismo nei confronti delle parole straniere, delle letterature straniere, e questo attirò ovviamente delle critiche di regime. Poi allora non è che le polemiche finissero con un articolo di sconfessione, e Fracchia fu anche sfidato a duello da un altro scrittore perché aveva osato polemizzare con lui. Fracchia abbandona la Fiera Letteraria e dove va? Va a Parigi, un'altra grande città. Va a Parigi come corrispondente del Corriere della Sera, quindi il massimo giornale italiano, e Fracchia va a Parigi. E a Parigi è la sua terza metropoli. Siamo nel 28 e in questo anno ma siamo ancora nel 28. Nel luglio viene a Bargone, ma non per una delle solite visite occasionali, ma perché capisce che la sua vita nelle metropoli gli porta via qualcosa. La vita nelle metropoli in qualche modo disumanizza. C'è un verso di una poesia di Ungaretti che io cito sempre quando si parla di questi argomenti, la poesia In memoria dedicata a quel giovane arabo, Mohammed Shehab, che viene come lui da Alessandria d'Egitto a Parigi e che non riesce a amalgamarsi e si suicida. Perché si è suicidato? Dice Ungaretti, perché non poteva più gustare il caffè come nella tenda dei suoi. Noi oggi diciamo, vieni, andiamo a prendere un caffè, oppure beviamoci un caffè. Non ci capita di dire gustiamoci un caffè. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la vita della metropoli non ti fa gustare il caffè, non ti fa gustare
il piacere di vivere. Perché? Perché devi scappare, devi correre, devi andare là, devi incontrare questo e poi devi fare quest'altra cosa. Fracchia ha percepito che vivendo nelle città non gustava la vita. Ecco allora questa sua fuga da Roma, da Parigi. Da Parigi va via presto, dopo neppure un anno, diventa corrispondente del Corriere dalla Liguria e Bargone diventa sempre più la sua vera casa. E a Bargone però cosa fa? E torna appena può, aveva una fiammante coupé rossa con la quale saliva nella strada dal Bargonasco su a Bargone. E cosa faceva? E portava i suoi amici e quindi dava la possibilità di gustare la campagna per un giorno o due ai giornalisti, ai direttori delle case editrici. Però ormai la sua vita era in campagna, era sentire i canti degli uccelli, sentire il rumore del ruscello, cogliere un frutto e mangiarselo. Ecco, Fracchia aveva capito che la vera vita era questa. Ecco quel contrasto città-campagna che è un tema frequente nella nostra letteratura e nella nostra vita. Viene affrontato da Fracchia in questo modo. Un altro poeta che mi piace citare, Pavese, quando il cugino torna dall'emigrazione nei mari del sud, dice certo, in città si gode e si guadagna. Certo, Fracchia effettivamente ha avuto una vita piacevole a Roma e si è, non dico arricchito, ma sistemato. Però poi questo è un arricchimento non interiore. Ecco perché Fracchia a questo punto si avvicina sempre più a Bargone e che cosa scrive sul Corriere della Sera? Dei racconti che sono ambientati nella campagna di questo paese. Il caso vuole poi che in uno dei pochi viaggi a Roma finisca la sua vita, non si sa bene come, non è neanche il caso di ragionarci sopra. Però il suo pensiero era ormai rivolto a Bargone, dove aveva già deciso di essere sepolto, come abbiamo visto nel filmato, in questo mausoleo straordinario che spero presto venga riemesso. Ecco perché allora è opportuno far conoscere Fracchia agli studenti, perché è un modello di un uomo appassionato, un uomo che amava, che era pieno di idee, che però aveva capito che la vera vita è quella al di là degli sfarzi, ma anche in qualche modo di quello che apparentemente appaga. E qui vorrei chiudere richiamandomi a un altro aspetto importante. Quando ancora ragazzo Fracchia viene a Bargone, apprezza il mondo contadino e una conseguenza di questo è il fatto che tra gli scrittori che ama di più è Giovanni Pascoli. Siamo agli inizi del Novecento, il modello della poesia, della letteratura è D'Annunzio allora. Lui va contro Pascoli, contro D'Annunzio e sceglie Pascoli. Pascoli che era un cantore della vita di campagna ed era anche lui in qualche modo catturato da questo dissidio città-campagna, ma che non è solo il dissidio città-campagna, è il confronto tra la società semplice e dura della campagna, del mondo contadino, e la società, tra virgolette, moderna. In uno dei poemetti fondamentali per conoscere Pascoli, Italy, c'è la storia di una bambina, figlia di emigrati negli Stati Uniti, che ha un'infanzia felice, poi mangia, fa delle belle colazioni, ha tutto quello di meglio che si può volere dalla vita per un bambino, ma si ammala. E allora per guarire cosa fa? Torna nel suo paese d'origine, in Garfagnana, dove la nonna ancora è piegata dalla fatica, perché deve raccogliere la legna, deve mungere le mucche, però anche questa bambina capisce che la vera vita è quella. Ecco, questo non vuol dire un elogio gratuito della campagna, vuol dire conoscerla e vuol dire capire che l'autenticità comunque è più nella semplicità che non nell'apparenza. Ecco, la lezione di Fracchia, credo che per i giovani debba essere anche questa. Grazie mille professore per il suo prezioso e puntuale intervento come sempre.
E allora veniamo un po' a quella che io mi permetto di definire anche l'anima di questo, insomma, insieme a tanti altri, ma sicuramente di questa iniziativa. A fianco a me c'è il segretario comunale, la dottoressa Sabina Desiderato. A lei vorrei chiedere maggiori dettagli su questo premio letterario, su tutte le attività che sono correlate, la presentazione di una giuria, perché c'è una giuria, qualcuno a debita distanza è presente anche qui a Villa Sottanis, una piccola rappresentazione dei membri e le attività svolte per Casa Fracchia, perché i progetti vanno avanti anche da parte dell'amministrazione comunale. Certo, grazie mille Elisa. Mi sentite? Sì, si sente. Ringrazio innanzitutto l'amministrazione perché ha creduto in questa progettualità, perché purtroppo sulla cultura si punta molto poco e invece devo dire che l'amministrazione ha creduto molto che al contrario la cultura possa essere un motore di sviluppo del territorio, un motore di sviluppo non soltanto come ritorno all'immagine, come un qualcosa di turistico, ma come un qualcosa di sviluppo anche sotto un profilo economico. Quindi proprio questa lungimiranza dell'amministrazione che mi ha consentito di imbattermi nella figura di Umberto Fracchia. Quando sono arrivata qui come segretaria qualche anno fa, il sindaco proprio mi ha chiesto di valorizzare qualcosa di culturale del territorio e mi hanno parlato della figura di Umberto Fracchia. Io ne sono rimasta, devo dire, veramente affascinata. Una persona versatile, di cui ci ha parlato proprio poco fa il professore De Nicola, e che mi ha colpito perché veramente si occupava di tantissime cose, per cui ci è venuto in mente di creare un premio letterario un po' per celebrarlo, ma soprattutto perché si è notata nel corso del tempo, da parte soprattutto delle generazioni più giovani, un allontanamento dall'arte dello scrivere. Invece abbiamo tentato con questa operazione, con il premio letterario, di fare in modo che al contrario vi sia un collegamento anche dei giovani a questo tipo di attività. Naturalmente il premio letterario dedicato a Umberto Fracchia non è solo dei giovani, c'è una sezione effettivamente dei giovani che va dai 16 ai 25 anni, naturalmente una sezione adulti che va dai 26 in su, e poi un'attenzione particolare è stata rivolta al mondo della scuola. Ci sono 2 sezioni dedicate ai ragazzi della scuola superiore, ovvero ai ragazzi del biennio e del triennio superiore, però l'amministrazione non ha voluto dimenticare anche gli studenti più giovani, per cui si è creata anche una sezione per i ragazzi della terza media. Poiché in effetti tra le tante attività svolte da Fracchia c'era una sua particolare passione per la cinematografia, tant'è vero che è stato regista di alcuni lungometraggi del cinema muto dei primi anni 20, abbiamo creato una sezione speciale proprio dedicata ai cortometraggi. Si tratta di inviare un racconto breve, massimo 10 cartelle, che potrà essere inviato entro il 1° di febbraio. La cosa bella è che stanno arrivando già diversi racconti, non solo qui nell'ambito del Tigullio, del Genovese, ma anche da altre parti della Liguria, anche qualcosa anche da altre parti d'Italia. Quindi questa iniziativa ci sta piacendo perché in effetti sta prendendo piede un po' ovunque, anche a livello nazionale, e questa è una bella soddisfazione per tutta l'amministrazione e anche per tutti noi che ci stiamo lavorando tanto. Detto questo, volevo raccontarvi un po' del tema, perché è venuto fuori il tema di questa prima edizione. Il tema è il ritorno alla vita semplice e ai valori più veri, che sicuramente sposa il pensiero di Umberto Fracchia, ma che, come ha osservato il professore De Nicola, è anche un tema molto vicino alla situazione che stiamo vivendo. È un tema introspettivo, ci può portare a dei convincimenti, a degli orientamenti, quindi può così attivare un'attività, una novità nell'arco di queste attività che stiamo realizzando. La giuria è composta dal professore De Nicola, che ne sarà il presidente, sarà presente la professoressa Maria Teresa Caprile, il dottor Guello, il dottor Viazzi, il dottor Pettinaroli e il regista Vito Molinari. È una giuria prestigiosa, stanno già esaminando i racconti che sono pervenuti, anche qualche cortometraggio, quindi è una cosa che ci fa sicuramente molto, molto piacere, sicuramente.
come dicevamo poco fa anche con il sindaco, però non è soltanto questo l'attività, diciamo, di rivalutazione culturale. La rivalutazione culturale passa anche per l'immobile Casa Fracchia. Casa Fracchia è questa antica magione situata a Bargone, frazione appunto di Casarza Ligure, e attualmente ancora di proprietà del demanio. Ricordo che Umberto Fracchia è mancato, non aveva, diciamo, figli, non ci sono degli eredi diretti, per cui alla morte del cognato questa magione andò proprio allo Stato in proprietà del demanio. Con un'operazione abbastanza complessa e anche lunga iniziata un po' di mesi fa, tra poco, nella prima decade di gennaio, Casa Fracchia diciamo, diventerà proprietà comunale. Tutto questo avviene nell'ambito di un progetto di valorizzazione riguardante proprio il federalismo demaniale. È un'operazione importante, complessa, apprezzata a livello demaniale, a livello di segretariato del Ministero degli Interni. È una cosa che ci fa piacere, perché a costo zero questo immobile tornerà al Comune. Sarà un immobile, un polo culturale, sarà sede dell'antico osservatorio Raffaelli, del Consorzio Irriguo, ma soprattutto avrà delle aule multimediali, sarà possibile ai ragazzi in numero minimo comunque soggiornare per piccoli campus e stage che verranno fatti. Dunque è un'attività che si svolge a 360 gradi, quindi fa sicuramente piacere che, diciamo, ne veniate informati. Io desidero comunque ringraziare in modo particolare alcuni istituti scolastici del territorio che con noi hanno collaborato a questo progetto di rivalutazione della figura di Umberto Fracchia e quindi di una rivalutazione in chiave culturale del territorio. Il liceo Marconi Delfino, con la dirigente scolastica, la dottoressa Salmiraghi, e la ringrazio ancora del suo bellissimo intervento, la professoressa Bottini, la professoressa Martellacci, che hanno predisposto dei laboratori di scrittura creativa a cui i ragazzi accedono per poter partecipare al premio. Ringrazio anche, poi lo dirò successivamente, il professore Giannini, che ha preparato i ragazzi che ora reciteranno delle pagine di Umberto Fracchia. Però non è soltanto questa l'unica convenzione che abbiamo operato con il territorio, ce ne sono state delle altre, alcune sono in corso di svolgimento. In particolare ringrazio il liceo artistico Luzzati, perché i ragazzi della quarta D Designer hanno collaborato, hanno predisposto quella bellissima locandina del premio che è alle nostre spalle. È stata una loro, diciamo, idea, una loro intuizione davvero veramente molto, molto bella, guidati dalla professoressa Parodi. Mentre invece sempre altri ragazzi della stessa classe, preparati dal professore Chiappe, prenderanno parte al premio con un altro laboratorio di scrittura creativa. Quindi ci sembra che tutte queste iniziative possano, diciamo, determinare un risveglio, diciamo, della cultura che possa essere vista proprio come un volano, come un motore che ci possa portare, diciamo così, sempre a vette più importanti e maggiori. Grazie. Grazie, segretario desiderato. Poi vediamo magari di trarre ancora qualche conclusione in chiusura. Volevo domandare ancora una cosa per iniziative future. Adesso c'è stata una ristampa dell'opera di Umberto Fracchia, Scene e gente di campagna. Noi abbiamo il privilegio, collegandoci con l'attore Davide Paganini, di ascoltare proprio una sua lettura di un passo tratta proprio da quest'opera. Intanto vediamo se riusciamo a stabilire il collegamento. Ci siamo? Ciao, buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Allora leggerò un breve racconto tratto da Gente di campagna che si chiama Casa in campagna. Anche l'amico del capitano, un uomo ben portante, ma di indole quanto mai riservata e modesta. Da molto tempo insisteva con lettere e bigliettini per averci i suoi ospiti in una certa casa di campagna dove egli passava parecchi mesi dell'anno. Cari amici, ci scriveva, dovete in ogni modo venire a B. Ora che l'autunno è alle porte, si vendemmia, le castagne cominciano a cadere dai rami e si raccolgono come sassolini lungo i sentieri dei boschi. Si accende un fuocherello di rami secchi nel castagneto e lì, cotte sulla brace, senza bisogno di altri arnesi, si mangiano le bruciate, innaffiandole con vino aspretto appena sbollito. Nascono i funghi
E quale piacere sia andare alla cerca di queste saporite criptogame, lo sa solo chi lo ha provato. Intanto i beccafichi si ingozzano di fichi maturi e le bacche del ginepo ingrassano i tordi e con la farina nuova di Gran Turco si imbandiscono magistrali polente sulle quali essi fanno una bella morte. Questo è quanto vi offro. Cose semplici, come vedete, onesti passatempi, ma forse non tanto soliti per voi cittadini, avvezzi di una vita così artefatta e febbrile. Oltre a ciò, una pace assoluta, solitudine e silenzio, poiché dovete immaginare un piccolissimo borgo sperduto fra le montagne, abitato esclusivamente da contadini, senza altra musica, tranne quella del vento, della pioggia e delle campane, e privo di tutti quegli svaghi mondani e di quelli portati dalla civiltà che oramai di solito si trovano anche nei paesi più piccoli e appartati. La casa, poi, non dovete figurarvela come una villa, anche perché di villa non ha neppure l'apparenza. È una vecchia casa rustica, nel vero senso della parola, con accanto orto, stalla e pollaio. Seguivano poi avvertenze sul miglior modo di raggiungere B. Occorreva innanzitutto scendere alla stazione di S e qui si sarebbero prospettati due casi. O noi avevamo preavvisato del nostro arrivo l'amico del capitano ed egli ci sarebbe venuto incontro con la carrozza, o ci eravamo mossi all'improvviso e allora avremmo dovuto rivolgerci ad una rimessa d'automobili pubbliche di S, noleggiare un mezzo e in pochi minuti ci avrebbe egualmente trasportati a B. L'amico del capitano aggiungeva ad ogni buon conto un orario delle corriere e infine uno schizzo della strada che conduce da S a B, con la giusta direzione indicata da una serie di frecce. Furono proprio questi ultimi ragguagli a eccitare la nostra curiosità e a metterci in sospetto. Strano, pensammo, che una vita così semplice quale quella che l'amico ci descrive esiga approcci così complicati. Egli certamente esagera, ed esagerando si tradisce. Si sa, del resto, come sono questi buoni borghesi di campagna. Essi hanno un concetto tutto loro di noi cittadini e credono che, tolti dalle vie urbane ben asfaltate e spazzolate, noi siamo incapaci di muovere un solo passo senza consultare una cartina, immaginando che la nostra vita trascorra tutta fra teatri, balli, ricevimenti, banchetti, grandi alberghi, gioco del tennis, caccia alla volpe, bagni turchi, tir-un, parrucchieri, e ci attribuiscono gusti corrotti e abitudini straordinariamente raffinate. Quindi, per contrasto, posano volentieri a gente umile, semplice, patriarcale ed un tantino rozza, in parte perché, temendo realmente di sfigurare dinanzi a noi, hanno l'astuzia di scusarsene per primi, e in parte perché questa è anche la loro civetteria. Ne ho conosciuti di questi campagnoli che possedevano intere montagne, con boschi, pascoli, fattorie, e quasi se ne lamentavano, dicendo che erano 4 sassi. Un altro aveva messo nome La Bicocca a un certo suo castello posto nel mezzo di un parco incantevole. Andiamo a mangiare un boccone, oppure venite a far penitenza. Sono le formule rituali con cui essi invitano gli ospiti a prendere posto intorno ad una tavola fornita di ogni ben di Dio. Così li senti sempre parlare di un buon bicchiere di vino, con accenti della più pura sobrietà, e a bicchiere asciugano le cantine. Vogliamo metterlo alla prova quest'uomo ben portante di indole tanto riservata e modesta? Vogliamo vederla questa casa rustica dei bisnonni e questo borgo sperduto fra le montagne? Così, quasi per puntiglio, ci decidemmo una mattina a partire per S. Arrivati a S, a pomeriggio inoltrato, non trovammo alla stazione l'amico del capitano. Così chiedemmo quale fosse la strada che conduceva a B, e tutti si strinsero nelle spalle. Ci rivolgemmo allora alla rimessa d'automobili pubbliche, ma la trovammo vuota, essendo ormai finita ad S la stagione dei forestieri. Una corriera stava per partire dalla piazzetta del mercato e ci dissero che, se non portava proprio a B, passava però poco lontano. Vi salimmo e dopo aver camminato un'ora lungo una valle già piena d'ombra, essa ci lasciò ai piedi di una salita piuttosto scoscesa, in un luogo completamente deserto. Scoraggiati e delusi, risolvemmo di aspettare seduti sopra un muricciolo l'apparizione di una persona viva alla quale poter chiedere consiglio. Infatti non andò molto che si vide spuntare un calesse e venir su lemme a passo di lumaca. Nel calesse c'era un uomo che, dondolandosi sull'ambito della bestia, fioccava svogliatamente la frusta. E quando ci fu vicino, con stupore e gioia, insieme riconoscemmo in lui proprio il nostro amico, l'amico del capitano. Il suo stupore fu più grande del nostro.
La sua confusione non si può descrivere. Egli incominciò a rimproverarci timidamente di non aver neanche annunciato la nostra visita. E quando accennammo al telegramma spedito quella mattina stessa, suo malgrado sorrise, protestando che a B non c'era telegrafo, né telefono, né farmacia, né altro, e che ce l'aveva pur detto chiaramente quale paese rustico e abbandonato fosse. Poi disapprovò con dolcezza che noi avessimo scelto proprio un'ora così tarda per arrivare a B, quando arrivando di mattina o nel pieno della giornata avremmo ricevuto di quei luoghi una impressione migliore. Poco riconfortati, ci mettemmo nel calesse con il nostro bagaglio. Incominciammo a salire. Nell'oscurità si profilavano confusi contorni di montagne. Nessun lume brillava intorno a noi, neppure lontano. La strada durò un pezzo e finalmente qualche vago bagliore ruppe le tenebre e un abbagliar di cani ci indicò la vicinanza di un paese abitato. Era B. Lasciato in piazza il calesse, dovemmo percorrere a piedi e al buio, inciampando in ogni passo in sassi duri e scontrosi lungo un vicolo. E per nascondere il nostro disappunto, una giocondità d'occasione, non trovammo di meglio che ringraziare il nostro ospite di averci preparato senza volere una scena quanto mai suggestiva. Ci riportava, come per incanto, in pieno medioevo. Egli parve contento del nostro buon umore e quando meno ce lo saremmo aspettato, ci spalancò dinanzi una porta illuminata che ci introdusse in casa sua. Era realmente una vecchia casa rustica appena decente. La cena fu frugale. Fatte 4 chiacchiere, ce ne andammo a dormire in letti poco ospitali e all'ombra di labili ragnatele. L'indomani, per tempo, eccoci in piedi. Era una giornata splendida. Dalle nostre finestre s'abbracciava un paesaggio di campi e di boschi, bello, ma deserto. L'ospite era già sveglio e pronto a compiere puntualmente tutti i suoi doveri. Da una terrazza ci mostrò il paese. Vedemmo che era proprio un mucchietto di sordide casupole intorno ad un piccolo campanile sperduto in una conca montana. Scendemmo nell'orto giardino che era proprio sotto casa sua e qui l'amico del capitano ci mostrò un ruscello che lo attraversava scorrendo. Era un gran bel ruscello, non c'è che dire, e ce ne congratulammo con l'ospite. Poco più in là vedemmo degli alberi e dei legumi. L'amico del capitano incominciò a interrogarci sul nome di questa e di quella pianta, divertendosi un mondo alla nostra ignoranza che confondeva il carciofo col cardo e non sapeva distinguere il pero dal melo, l'albicocco dal susino. Fortunatamente un fico venne a riabilitarci e così finì quel gioco di indovinelli che ci procurò, se non un poco svago mediocre. Nel pomeriggio andammo per funghi. Facemmo un lungo cammino per sentieri impervi e fatali alle nostre scarpe cittadine, capitozzando con i nostri bastoni centinaia di funghi velenosi, senza però posar l'occhio sul più magro di un porcino. A sera, stanchi e addolorati, ci rifocillammo con una buona polenta e con gli ossicini di qualche passero solitario. Il secondo giorno, al sereno, era succeduto un cielo gravido di tempesta. Furioso, il vento scrollava gli alberi, arruffava le loro chiome. Il brontolio del tuono correva per il cielo con il fracasso che fa un carro sopra un cattivo ciotolato. L'aspetto della campagna era addirittura sinistro. Il buon oro si mise pure a piovere e tutto il giorno restammo lì bloccati in casa. L'amico del capitano, contrariatissimo, ci sfidò ad una partita agli scacchi. Fu, se Dio vuole, battuto. Il pomeriggio lo passammo a sfogliare vecchi giornali illustrati e numerosi cataloghi dei più rinomati frutticoltori e orticoltori d'Italia. La sera, invece, giocammo alle carte e così si chiuse quell'interminabile giornata e si arrivò al terzo giorno, che fu di nuovo sereno. Il cielo era bello e invitevole, ma la terra era ancora tutta bagnata e fangosa e limitò assai il nostro campo d'azione. La mattina fu dedicata al pollaio, che era un gran bel pollaio, un pollaio modello, ma per noi semplicemente un pollaio, non avendone mai visti altri di peggiori. L'ospite ci dilettò descrivendoci gli usi e i costumi delle galline, che sono di un interesse filosofico non comune e che tuttavia non riuscirono ad entusiasmarci. Nel pomeriggio, avendo il sole asciugato l'erba e i sentieri, l'ospite, tutto giulivo, ci disse che quello era il momento per andare per i boschi a raccogliere castagne. Il vento aveva realmente fatto cadere molte castagne dei ricci e sotto gli alberi ce n'erano fitte come la ghiaia. Accendemmo a fatica una manciatina di stecchi umidi e di foglie e quando il fuoco, cresciuto abbastanza, si mise a scoppiettare allegramente, vi seminammo sopra alcune castagne e aspettammo.
Non tardarono molto a saltare ed esplodere, proprio come castagnole, e l'opera, e l'odore, e la polpa bruciata ci assicurò che incominciavano a cuocere. Ci volle tuttavia un'ora buona. Ne sgranocchiammo parecchie ed erano saporite, ma sapevano anche di cenere. Per il quarto giorno, l'amico del capitano ci annunciò la vendemmia, ma noi, col pretesto di urgentissimi e improrogabili impegni che ci richiamavano in città, lasciammo B quella sera stessa senza perdere un'ora. L'ospite ci accompagnò in carrozza sino ad esse e durante la strada andava rammaricandosi della nostra troppo breve permanenza a B e assicurandoci che quello non è un paese per rimanerci 3 o 4 giorni soltanto, ma almeno 2 settimane. E allora sì che se ne scoprono a poco le recondite bellezze e si impara ad apprezzare la vita di campagna in ciò che essa ha d'attraente e di vario, nonostante la sua salutare e schiettezza semplicità. Non credemmo di doverlo contraddire, ma la malinconia e la noia di quei 3 giorni trascorsi in quella casa rustica non ce le dimenticheremo mai più. Ecco. Grazie. Grazie mille, brevissimo, grazie all'attore Davide Paganini per essere intervenuto nell'ambito di questo convegno, ma protagonisti sono anche i nostri ragazzi delle scuole, che sono tra l'altro 2 di loro insieme a noi. Ascolteremo adesso l'intervento degli studenti del liceo Marconi del Pino che reciteranno alcuni passi dell'opera di Fracchia, tratti dalla raccolta di racconti, scene e gente di campagna. Si tratta degli studenti Ugo Botto, classe quinta C scientifico, e Gaia Solari della quarta B del liceo classico e sono stati preparati dal professor Giannini. Vi passo il microfono. Quando ho sentito una voce arrugginita attraversare il paese gridando «Bueno, bueno!», è la Pilata che, strascicando la sua lunga sottana di seta, corre in chiesa, dove il buon Dio non aspetta che lei, per ascoltare le preghiere del vespro e rimettere i suoi peccati. Perché la chiamino la Pilata non saprei dire. Il suo carattere è proprio l'opposto di chi se ne lava le mani e tutta la sua vita, che ormai va verso la fine, è una lunga via crucis di pene e fatiche sostenute per amore del prossimo, comprese le poche galline del suo pollaio e le magre pecore del suo gregge. Da giovane se ne andò sola in cerca di fortuna in America. Rimane lontana 30 anni. Laggiù non faceva altro che la serva, la sguattera, in una grossa famiglia di fazenderi. Lavava i piatti e i pavimenti, non dormiva la notte e non mangiava al giorno pur di risparmiare il centesimo. Essa spediva ogni tanto qualche peso alla sua vecchia madre. Ebbe un marito scioperato e disgraziato e un figlio che non le dette nessuna gioia e che non si sa quale gramma fine abbia fatto. Se fu, come dicono, una gran peccatrice, certo, peccò per vivere. Quando dopo 30 anni tornò in paese, era già vecchia e slombata. Tutti si erano dimenticati di lei, ma essa non aveva dimenticato nessuno. Portava un bel vestito di seta nera, a lunga coda, e con il giubbetto attillato e la sottana tutta luccicante di lustrini. Quello stesso che oggi, diventato verde, più lungo che mai, nelle processioni scopa con il suo strascico la polvere dello stradone. Nel suo sacco di migrante c'erano, con altri vecchi vestiti della padrona d'America, un pacchetto di sudici biglietti di banca, un sacchetto di mate e una bombilla d'argento. Il suo linguaggio era un miscuglio strano e stupendo di dialetto nativo e di gergo argentino. Essa offrì a tutti da succhiare una zucchetta. A tutti raccontò di donna Alessandro e di donna Ines, che la chiamavano affettuosamente querida o preziosa, parole che ai nostri rustici orecchi suonano piuttosto eccessive. E dei loro 7 figlioli che essa aveva allevati come una seconda madre, della fazenda e di tutto quel mondo che ora le pareva meraviglioso come un sogno, solo perché ne era uscito per sempre. Il nostro le pareva morto e sciabla a confronto. Non offriva sfogo bastevole alla sua esuberante natura di faccendiera. Poi il sacchetto del mate finì
e la bombina d'argento fu appesa in capo al letto, come un piccolo ex voto, fra la palma e il rosario. La Pilata incominciò a pascolare le sue 3 o 4 pecore e a vivere in grandi ansie per le galline. Si alzava la notte per timore della volpe e della faina, vedeva ombre dappertutto ed era sempre lì con una manciatina di grani per confortare le sue cocche. Poi pecore e galline non le bastarono più ed essa incominciò a correre al letto dei morimondi, convinta che non avrebbero potuto andarsene da quella valle se non accompagnati dalle sue preghiere, o al capezzale delle partorienti, come se un bambino non potesse nascere felice se non passando per le sue mani. Infine, essa acquistò tra funerali e battesimi tanta bravura nel recitare a memoria misteri e litanie che neppure il buon Dio poté più fare a meno di lei, ed anche la Chiesa pesò sulle sue spalle. Da allora, entrata in confidenza con quell'America celeste, dove comanda un Don Alessandro pieno di bontà e di coruccio, e una donna Ines aurelata d'oro schiaccia con il suo piccolo piede ignudo un orrido serpente, la Pilata discorre dell'inferno e del paradiso, dei peccati e dei castighi, intravede il diavolo e ne ha paura. E quanto più invecchia e più si curva, più barcolle si fa smemorata, tanto più si sente serva e sguattera di quella fazenda che è la casa del Signore. Fa il bucato della biancheria degli altari, scopa in terra, smoccola le candele e si tiene sempre pronta ad accorrere con il suo rosario ad ogni rintocco di campana. Essa cerca di rimettere insieme così un gruzzoletto di indulgenze che le permetta di fare, sia pure in terza classe, quel gran viaggio di mare e di vivere poi con qualche agiatezza per tutto il tempo che al padrone piacerà tra le fiamme liberatrici del purgatorio. Grazie ragazzi, complimenti anche a voi. Ci stiamo avviando alla conclusione, io però volevo chiedere ancora un passaggio di commento velocissimo al professore De Nicola proprio su questa ristampa che al momento non riusciamo a far vedere concretamente, ma insomma c'è questo lavoro, scene e gente di campagna di nuovo in uscita. Sì, vi ho detto che Fracchia muore nel 1930, nel dicembre, quindi non so se volontariamente o meno, ma siamo a 90 anni da quella data, quindi direi che c'è una coincidenza abbastanza favorevole. Bene, l'anno dopo la morte, nel 31, la vedova raccoglie i racconti scritti sul Corriere della Sera e vengono pubblicati nel libro Gente e scene di campagna. Ne abbiamo ascoltati adesso un paio e sono tutti racconti ambientati qui a Barcone. E ci è sembrato opportuno per dare anche un senso di concretezza a quello che il Comune sta realizzando, ristampare questo libro. Io credo che sia giusto parlare di autori dimenticati, ma bisogna poi dare gli strumenti per ricordarli. Quindi parlare di Fracchia significa comunque portarlo al lettore di oggi che ovviamente avrà modo di imparare un buon italiano. Quindi questo libro che è stato ristampato è il primo passo. Io spero che anche altre opere di Fracchia possano essere riproposte, anche perché, come è stato già detto, era un personaggio multiforme e quindi si va sempre sul giusto, nel senso che ad esempio Fracchia, non so se è già stato detto, ha tradotto dal francese Cyrano de Bergerac in una collana di classici del ridere e quindi anche questa, poi ha tradotto Balzac, certo forse le traduzioni sono un altro passo, i racconti c'è un bel romanzo, Angela, ambientato a Genova, forse, non la nomina mai, però è un'altra città, vedete, da cui poi prende le distanze. E quindi su questo tema io insisterei un po'. Comunque il libro esiste, sarà posto alla lettura senz'altro degli studenti e questo credo che sia un altro passo importante realizzato dall'amministrazione, sempre sotto la regia della nostra appassionata dottoressa Desiderato, e quindi tutto questo credo che concorra
a far riscoprire, ma in quelli che sono i suoi valori non legati a un luogo dove è stato, ma legati a un protagonista della nostra cultura. Possiamo anticipare, lo direte voi, che ci sarà un convegno di nuovo in gennaio, ma il programma, che è molto ricco, lo dirà chi lo conosce. Assolutamente sì, direi che ci avviamo alla conclusione e intanto qualche ringraziamento è d'obbligo, ne abbiamo già fatto diversi, ma ci tengo ancora a ringraziare tutti gli intervenuti. La dottoressa Paola Salmuiraghi, dirigente del Liceo Marconi del Pino di Chiavari, le docenti, le professoresse Martellacci e Bottini per le attività svolte unitamente al professor Giannini e ancora la professoressa Giulia Marseglia del Liceo Artistico Luzzatto di Chiavari, la professoressa Parodi e gli alunni della quarta D di design del Liceo Artistico Luzzati per la realizzazione della locandina che vedete alle nostre spalle da qualche parte per chi è qui presente, comunque realizzata proprio dai ragazzi in occasione del premio, Angelo Perrone per le fotografie d'epoca fornite e collocate in auditorium che ritraggono proprio il letterato Umberto Fracchia e alcune scene e immagini della frazione di Bargone. E ancora in apertura di convegno avete visto il video di Gregory Ezechieli, ha appunto realizzato lui queste immagini, tutti i dipendenti comunali, Roberto Lanata, Michela Nidielli e tutti gli altri che hanno consentito naturalmente la riuscita di questo evento. Teleradio Pace che ha permesso a tutti quanti di seguirlo trasmettendolo in diretta televisiva. Il mio ringraziamento particolare va all'amministrazione comunale e alla dottoressa Sabina Desiderato e vorrei che fosse proprio lei a tirare un po' le fila e chiudere questo incontro. Si parla tanto di quanto sia complesso e complicato fare cultura, soprattutto ai tempi del Covid. Nonostante qualche difficoltà siamo riusciti a fare comunque un evento un po' a distanza e un po' in presenza. E adesso c'è da dare un altro appuntamento importante per il prossimo 22 di gennaio. Sì, il 22 gennaio ci sarà un convegno dove parteciperà sempre il nostro professore De Nicola, ci saranno altri docenti universitari, il professor Aveto, il professor Divano e ci saranno anche dei collegamenti online, ci sarà l'attore Davide Paganini e ci sarà l'attore Maurizio Lastrico che interverrà, ci sarà anche Bruno Gambarotta che è un autore diciamo teatrale e televisivo che conosceva Fiera Letteraria perché in realtà da ragazzo la leggeva e quindi è stato molto contento di raccontare qualcosa anche della sua esperienza. Però io vorrei che fosse l'attore Davide Paganini che ci desse poi l'appuntamento diciamo proprio per questa Umbertiade Casarzese che inizia oggi, che proseguirà a gennaio e che poi avrà appunto dei momenti di spettacolo legati poi al momento della cerimonia della premiazione del premio letterario Umberto Fracchia. Cedo quindi un attimo la parola a Davide Paganini che dovrebbe essere in collegamento. Ah sì, sono in collegamento. Ok, allora niente, io volevo ringraziare il comune di Casarza Ligure, il sindaco, il consigliere comunale Muzio, volevo ringraziare te Sabina perché grazie a te si è iniziato questo progetto, si sta portando a termine, inizia oggi e non mi resta che dare appuntamento al 22 gennaio a un orario più o meno consono verso quest'ora qua, dove ci sarà anche il collega, l'amico Maurizio Lastrico che farà i suoi cavalli di battaglia ma leggerà anche un estratto di Umberto Fracchia. E noi di questo siamo molto contenti, lo ringraziamo, è un amico, parteciperà con grande interesse e grande volontà e quindi non resta che rivederci tutti quanti, tutti insieme il 22 di gennaio presso questo, di nuovo, credo sempre dentro questi schermi. Sì, esatto, grazie Davide. Purtroppo il Covid ci ha determinato una modifica delle attività dell'Umbertiade Casarzese, ci siamo dovuti un po' ma siamo certi che in qualche maniera il messaggio che l'amministrazione ha voluto lanciare sia comunque arrivato a destinazione. Grazie a tutti. Grazie a voi. Bene, direi che siamo davvero in chiusura, grazie ancora a tutti quanti e un buon proseguimento di serata.